Buonasera a tutti, siamo qui questa sera in questa bella location per la presentazione del libro dell'autore Giovanni Rodilosso, Polvere e passioni, una storia di uomini, palloni e destini incrociati. Qui al tavolo assieme a me c'è Giuseppe Ruggeri di Niceto TV Web, poi c'è l'autore ovviamente Giovanni Rodilosso, il signor Nino Donia che è l'autore di questo bellissimo museo del calcio siciliano, e poi abbiamo come ospite Enzo Di Palma. Quindi buonasera intanto a tutti gli ospiti e anche al pubblico. Questo libro intanto è una bellissima raccolta storica, perché come diceva prima l'autore con il quale abbiamo scambiato qualche parola di anticipo di questa presentazione, ovviamente un domani magari le future generazioni non potranno essere al corrente di quella che è stata la storia del calcio locale, e quindi ogni parola che è scritta, che è frutto ovviamente di una ricerca molto approfondita, diventa anche modo di una testimonianza scritta anche per il futuro e per i giovani. Quindi io partirei chiedendole intanto come è nato questo libro, che è il suo secondo libro, e dopodiché c'è un bellissimo approfondimento sia a livello di contenuto ma anche fotografico sulla storia di questo bellissimo museo, che è diventata una realtà locale, provinciale, anche fuori dai confini della nostra Sicilia molto importante. Quindi ne approfitto anche per ringraziare il signor Donia, che attraverso questa bellissima opera che ha realizzato all'interno di queste mura, che è diventato oggi sempre più ricco di fotografie, di maglie, di monili sportivi, consente anche a tutti gli appassionati di essere a stretto contatto con la realtà calcistica di un tempo, ma anche quella diciamo più recente. Quindi prego all'autore Giovanni Rodilosso intanto di iniziare. Intanto desidero ringraziare lei per l'opportunità, Nino Donia che ci ospita al museo. Penso che sia la location migliore per presentare un libro che parla di sport, l'amico Enzo Di Palma che ci onora della sua visita, e tutti gli amici naturalmente che sono qui, che molti sono persone e profili che sono dentro il libro, che hanno fatto pure loro pagine di storia nel nostro calcio provinciale, regionale e anche siciliano in genere. Quindi il libro in sintesi è un racconto che parla di un calcio che praticamente non c'è più, che sta scomparendo, che è solo nel cuore e nella memoria, diciamo così, di chi lo ha vissuto, lo ha amato. Parla di un calcio che è praticamente fatto di campi sterrati, di chi ha giocato naturalmente ha vissuto queste esperienze. Campi sterrati dove era difficile già correre, figuriamoci tenere la palla, gli spogliatoi senza acqua calda, insomma. Ma qualche amico mi ha detto che era anche un'epoca di strette di mano che valevano più di un contratto. E quindi io cerco il lettore che sfoglierà questo libro, di rivivere di nuovo quelle emozioni del passato, quelle emozioni che abbiamo provato e quelle storie, diciamo così, che noi abbiamo vissuto e regalato anche a chi ha amato il calcio, a chi ci ha seguito. E non solo parla dei professionisti, ma parla anche dei dilettanti, no? Che anche loro, nel loro piccolo, lontano dai riflettori, hanno, come dire, segnato pagine di storie importanti, perché in Sicilia, in quegli anni, parlo degli anni 70-90, c'era una gran fame di calcio. E le tre squadre, quelle più blasonate, che era Messina, Catania e Palermo, non coprivano tutta la Sicilia naturalmente. Solo i fortunati che erano a ridosso, diciamo così, dello stadio magari seguivano il professionismo. Tutte le province avevano una squadra dilettante, no? Dove la domenica i tifosi andavano, come dire, a seguire la squadra del cuore. Quindi anche
lontano dai riflettori, lontano dalla stampa, diciamo, questi tifosi ancora ricordano, magari quelli che hanno i capelli bianchi, ricordano di quelle partite, di quelle gioie, di quelle emozioni. Ecco. E quindi qualcuno mi ha chiesto che il libro, diciamo così, non racconta, ma è una storia infinita, diciamo, quella del calcio. Quindi in 200 pagine c'è solo un frammento della storia. Ma la storia, non so, di Enzo, di Palma, magari di quelli più famosi, è anche la mia storia, anche la storia di quelli che sono stati, che non hanno avuto, diciamo così, la notorietà. Perché il passaggio, cioè dall'inizio, quando tutti abbiamo sognato, avevamo un sogno, tutto è partito da lì. Chiunque, anche il più famoso, è partito dal campo sterrato, da quei campi. Quindi, leggendo, non leggi solo il profilo di un professionista, ma leggi anche la tua storia. Quindi vorrei che loro guardassero questo libro così, non solo di chi c'è, di chi non c'è. Diciamo che la storia interessa tutti noi, tutti quelli che abbiamo fatto il calcio. E infatti c'è un passaggio che mi è piaciuto molto nel libro dove lei scrive: ogni storia grande comincia da un posto piccolo. Infatti lei parte con la storia appunto del calcio dilettantistico, dove proprio si sente questo sacrificio, il sacrificio, come ha detto lei, di chi parte da poco e magari non arriva a una grande notorietà, però scrive già una storia, e questo è importante. Signor Donia, volevo fare una domanda: cosa si prova ad essere inseriti in questo bellissimo libro che racconta proprio la storia del calcio, perché anche lei ha contribuito a rendere bello questo posto? È una grande soddisfazione per me, un orgoglio di essere scritto nel libro e così rimango nella storia. E poi ci sono tantissime foto di tutti gli ospiti che sono stati qui al Museo del Calcio, ci sono stati giocatori locali ma anche giocatori a livello nazionale che Giuseppe Ruggeri tramite Niceto TV ha sempre seguito. Sempre, dal primo giorno, quando è stato aperto il museo. C'è stato un via vai di ospiti, di personaggi illustri. Tutto nasce dalla casualità, poi naturalmente qui c'è l'amore, c'è il lavoro di Nino Donia naturalmente, ma un museo non si crea dal nulla. Tutti i visitatori, tutti quelli che sono stati qui hanno contribuito con un dono, con una maglia storica naturalmente, a creare questo che adesso oggi è un museo invidiato da molti. Esatto, sì. Quindi, ma tutto è partito dal niente. Nino Donia ci ha creduto, c'è da dire questo, perché in un periodo triste, non per Messina, ma per l'umanità, perché da lì a poco è arrivato il Covid, la pandemia e la chiusura, il lockdown. In quel periodo Nino non è che si è abbattuto, ha lavorato, ha detto non vengono ospiti, siamo tutti bloccati, e allora come posso rendere questo museo ancora più accattivante? E si è messo a fare delle migliorie, a comprare una vetrina, a fare questo e fare quest'altro. E perché ci credeva, perché ci ha creduto, l'amore che aveva verso questa, che prima era un'idea, e non l'ha fermato. Lui non l'ha fermato neanche all'inizio, perché all'inizio penso ci scattava un meccanismo e da quel momento non si è fermato più. Poi dobbiamo anche dire grazie a Ruggeri, anche lui ci ha creduto, perché qui all'inizio, sempre Giuseppe, all'inizio quando abbiamo iniziato, chiedo scusa se mi intrometto, voglio fare una piccola cronostoria proprio dell'amicizia con Nino e del museo. Appena iniziato il web è nato nel 2012. All'inizio facciamo delle trasmissioni invitando sportivi locali, Pietro Nuccio, Nino Donia, Enrico Cangemi, Pietro Di Giovanni, sono personaggi che hanno fatto la storia del calcio qua nel San Pietro. Nino è venuto un giorno con un mazzo di fotografie così, io sono rimasto allibito proprio di queste foto. Nino deve fare un museo e c'è un video che lo testimonia, era nel 2013. Nino pensò, poi con la scusa del lockdown ha iniziato a fare queste fotografie, a metterle in una vetrina, dice ora facciamo il museo, questo garage lo sfruttiamo al museo. Quindi è dal 2013 che Nino ha questo
pallino di fare il Io museo. conservavo tutto allora, Perché- pure in negativo conservavo. Perché infatti aveva delle foto che nessuno aveva più in giro, quindi Nino è un peccato che queste foto rimangono in un cassetto, le deve esporre dal 2013, piano piano, poi con la scusa del lockdown Nino Doni ha fatto qua un capolavoro che rimane nella storia veramente. Bravo Nino, bravo, bravo. Dobbiamo dire che tutto ciò che Nino ha fatto qua dentro l'ha fatto a spese sue, quindi tutta passione, amore e sacrificio, ed è venuto fuori questo museo che io ricordo che guardate su internet, arrivava, se no era 3 metri, Ma con soffitto c'era 3 metri di fotografie e qualcosa. Ora dobbiamo allargare queste campagne perché non basta più, e tutte le testimonianze. Grazie pure ai giocatori, ai compagni di gioco. Le testimonianze di Pippo affetto. Gitto, il dottore Pino, Gualtieri, pensa bene, il signor Di Palma, Poi gli amici di Messina. Pino Bandiera, Alova, Cammello Ferro che l'ho incontrato nel 60 a Patti Giammoro. Ho passato una Hanno vita. dato poi a un input anche amici di Messina con poi Giorno di Rosso, Prevedi, sì, hanno dato un altro aiuto di input, tutto, aiuto hanno di dato un salto di qualità, diciamo, perché poi perché io che ne sapevo del museo, che ne sapevo? perché grazie a loro sono pure l'architetto del Messina che io ho avuto l'onore di intervistare mentre li vedevo solo in televisione, quindi sono io che ringrazio Nino Doni per avermi dato la possibilità di E io ringrazio a tutti voi. aver conosciuto molti calciatori che erano idoli e sono tuttora idoli. Per mettere qui una maglia non è che puoi mettere una maglia qualsiasi. La maglia che c'è qui esposta ha una storia, quindi non la trovi nel negozio. Dietro quella maglia ci sono campionati, emozioni, gol, partite giocate, quindi ha un valore immenso, anche strappata è ancora meglio. Dico, ecco, Dà più valore, chiaro. quindi per fare un museo non puoi prendere 1.000-2.000 euro, vai, compri 4 maglie e hai fatto il museo. È una storia che devi raccontare. Ogni maglia E ogni ronda su maglia ha una storia. Quindi Ogni maglia ogni visita ha contribuito a crescere sempre di più. Qui c'è una cosa che io sono molto legato, affezionato, che è un cimelio che Nino ha messo in una bacheca, che l'ha portato il direttore Giovanni Zabbalà da Catania, che è venuto qui in visita nonostante la sua tenera età, con la moglie, 86 ha anni. passato una bella giornata con noi e ha lasciato un pallone che è del Manchester United, sì, anni no, 50. degli anni Anni 50. È favoloso, solo a vederlo lì. proprio Col pallone giocava Giorgio Besti, i fratelli Charlton, Cecchi e Bobby Charlton, centravanti del Manchester United. E sto vero, centravanti Esatto. per un appassionato privarsi di qualcosa del genere, perché tutti noi sappiamo che siamo legati alle nostre storie e se abbiamo qualcosa di prezioso a casa non lo condividiamo facilmente, però qualcosina ognuno di noi l'ha fatta. Una maglia magari sempre ce l'hai, un gagliardetto, io non avevo niente, però ho portato un gagliardetto del passato, insomma ognuno ha contribuito comunque. E nel libro ho dedicato parecchie pagine, poi sono venuti anche Baresi, Schillaci, sono passati da qui, Renato Pecci, Torricelli, quindi Di Parma, Di Parma e di casa, Di casa. però è sempre un Di Parma ce personaggio. l'abbiamo più come ospite, come uno di casa. Però voglio dire sempre Di Parma. Nino Abbiati, Zema. Diamo la parola a lui che è il nostro ospite anche qui al tavolo per parlare di questa esperienza che viene trascritta in questo libro. Per ora per me è un periodo di ricordi. Ho iniziato già qualche Lunedì a Messina. iniziamo a finire inizio mese con il premio alla carriera da parte degli amici di Messina. Lunedì a Messina con i Bastardi di Scoglio, no? Dove ci siamo ritrovati anche in ricordo di Totò Schillaci e di Franco Scoglio. E i ricordi fanno parte della mia storia. Io ho una storia molto, molto lunga perché
sono andato via di casa a 15 anni, quindi ero lì la mia formazione l'ho fatta in strada, quindi abitando in un paese vicino Napoli, quindi eravamo in mezzo alla strada dalla mattina alla sera, senza scarpe, quindi a piedi nudi. Dillo qual è questo paese, Enzo. Bagoli. Bacoli, Non c'erano scuole calcio. Campi Flegrei. Forse sì, questo bravo. che manca alle scuole Bellissimo. calcio di oggi. Molto bello, quindi ho avuto la fortuna di nascere in un posto stupendo e di vivere a Milazzo, che è una città bellissima. Non è così? E quindi, tornando alla mia carriera, dicevo, è stata molto lunga, piena di soddisfazione. E poi ho avuto anche la fortuna di avere degli amici accanto, e poi ho scoperto questo museo, grazie a Donia, quindi ex calciatore, no? Io lo È chiamerei il mio piccolo, è il mio professore Donia. Professore. Da oggi professore Donia. Io sono sempre molto disponibile a questi eventi, a questi incontri, perché secondo me è giusto partecipare, che la storia non si cancella, quindi la storia di tutti, la storia del calcio. Anche se, come accennavo prima, il calcio di oggi non è più quello di una volta c'era passione, c'era amore, oggi invece ci sono troppi interessi, quindi che secondo me danneggiano anche lo sport, perché poi lo sport è alla base di tutti, no? È qualcosa di bello. Niente, sono qui con gli amici e sono contento anche del libro del nostro amico, no? Perché racconta dai campi più, diciamo, quelli più bassi ai professionisti, perché poi il vero calcio avviene in basso, dove ci sono i veri sacrifici, e io ne so qualcosa perché anche io sono partito dal basso, quindi, ed è davvero dura. Io oggi sono docente del settore tecnico commerciale, quindi vado in giro a formare i futuri allenatori. So che tante volte ci sono delle realtà nei dilettanti che sono molto molto problematiche, no? Per uno come me che ha vissuto a livelli alti, no? E bisogna calarsi in quelle realtà, quindi grazie per l'invito e spero che il tuo libro piace a tutti, perché io l'ho già visto, l'ho già preso, e quindi in bocca al lupo. Grazie. Una frase non mio, quando hai parlato che il calcio del passato non è più quello di oggi, che ho letto questa frase bellina in rete, no? Qualche anno fa, quando i calciatori avevano la faccia di calciatori. E rifletto sempre su questa frase perché è una grande verità, no? Allora i calciatori lo riconoscevi, il calciatore. Oggi non sai se è un rapper, se è un influencer, se è uno che lavora al porto, perché è tutto pieno di tatuaggi, dire su questo. E una volta, diciamo così, capivi subito chi era il professionista, anche il dilettante, aveva un aspetto, aveva una personalità, aveva un modo di vivere completamente diverso. I Maldini, per usare termini, La semplicità, Scidea, questa gente tu non la vedevi mai, Del la vedevi Piero solo in stesso. campo, la vedevi solo in campo, quindi personaggi che avevano la faccia da calciatori. Oggi è tutt'altro genere, il calcio è cambiato e anche le persone si adattano. Per dire che noi avevamo i tatuaggi di Giovanni, quando lo scucciavamo di noi, andavo molto erano originali, anche quelli erano tatuati, Giovanni. Che passavano col tempo. Ma quelli passavano. Scusate Rimaneva qualche cicatrice. la battuta di scherzo, No, ma è la verità. Questo è... Io sapevo la musica, sa quando si sentiva piacere. Inizio parlando di 4 persone che penso che era doveroso, diciamo così, rappresentarli in qualche modo, che sono scomparsi in 3 anni, 4 anni, che sono i 3 portieri
che hanno fatto storia ma nel dopoguerra, perché poi la generazione dopo è quella di Enzo Di Palma naturalmente, e che sono Zappetti, Pippo Salerno e Kire Leison, 3 personaggi che li ha conosciuti come uomini unici, e essendo che sono di un'altra generazione io ho solo avuto notizie di cosa sono stati come calciatori, da mio padre, che anche lui era un calciatore, e da chi magari più grande, che magari li ha visti giocare a fine carriera, ecco. E poi non ho potuto non mettere l'arbitro internazionale Tullio Lanese. Era doveroso anche questo, visto che ha rappresentato Messina a livello internazionale. Anche Angelo Mendolia. Anche Angelo Mendolia. Apprezzato, Pellegrino. Anche per anche Pellegrino, apprezzato da tutti, e poi dopo ha fatto un grande lavoro, almeno da quello che sono le notizie sull'AIA, sull'associazione Sì. arbitri, che era in un periodo completamente al allo disastro sbando. e l'ha completamente rivoluzionata, quindi un personaggio veramente... Ho avuto la fortuna di averli come arbitri di tutti e 3, sia Mendolia sia Lanese, Lanese. Mi ricordo ancora Parma-Juventus, prima giornata di campionato, e c'era Tullio. A fine partita mi ha fatto entrare allo spogliatoio, mi ha chiesto cosa hai da rimproverarmi, dai. Ho detto, ma cavolo, ho detto, la Juve c'è forte, io ne ho un rigore, gli ultimi minuti ci per perdere la partita. La Mendolia pure è bravo, E anche a Mendolia. noi abbiamo L'ho visto. a spada fuori, che non è a spada fuori. E quindi ho iniziato da loro, e poi naturalmente oltre le pagine ampie sul museo ho ricordato anche delle squadre storiche, diciamo così, per Messina, sia una squadra del dopoguerra che delle squadre di un passato recente. Mi sono permesso di mettere, visto che mio padre ne faceva parte, dell'Arsenal Messina, una squadra nata a Messina, che ha disputato da 4 a 5 campionati, non di più, dei professionisti, che assieme a Messina giocavano in Serie C. E poi ho parlato delle realtà recenti, sempre di Messina, che sono il Provinciale, il Camaro, e poi ho messo anche un'altra squadra che anche loro in quei 4-5 anni di vita, che si chiamava Rodi Rosso. Io non c'entro niente, l'omonimo era il presidente un imprenditore appassionato, e ha deciso di mettere su questa squadra, dove lui naturalmente contribuiva al 100% su tutto, e hanno divertito, perché allora il calcio anche nei dilettanti non era così a terra, non voglio disprezzare quello di oggi, no? Ma allora se vedevi una partita anche di interregionale di promozione ti divertivi, perché magari intanto non c'erano le regole che ci sono oggi, che ti impone la regola dei ragazzini, anche se non sono validi, li devi far giocare, queste cose qui, e in più tanti professionisti finivano la carriera e magari 2 o 3 anni giocavano nei dilettanti, e alzando il livello naturalmente tecnico. Quindi quando andavi a vederti una partita anche dei dilettanti ti divertivi, perché vedevi giocare veramente un buon calcio. E quindi ho parlato di queste 3 squadre che, a parte la Rodi Rosso che non c'è più, queste 2 squadre sono rinate di nuovo. Il Camaro si è più occupata del settore giovanile, tanti ragazzi sono passati di lì che hanno avuto fortuna, magari altri un po' meno, ed erano altrettanto bravi, non so, ricordo Gino Cappello, Enzino Samperi, negli ultimi anni anche Ciccio Nava. Sono tutti ragazzi poi che veramente erano all'altezza anche di categorie superiori, però come nella vita accade, non tutti possiamo diventare calciatori famosi né attori del cinema, altrimenti
avrei voluto pure io fare l'attore, ma ci sarà un motivo perché non lo sono diventato, quindi è così la vita. Per qualcuno magari un po' di fortuna e anche delle capacità tecniche, logico, no? E per altri il cammino si è interrotto lì nei dilettanti. E io penso che questo libro ricordi anche loro e penso che loro debbano, come dire, avere questa convinzione che tutti abbiamo fatto la nostra parte, così come abbiamo parlato del museo. Questi che erano ragazzi hanno fatto tanto nelle varie province della Sicilia. C'erano cornici di pubblico 3.000, 4.000 persone, ricordo, in campi che sembravano delle gabbie, eppure la gente veniva, affollava gli stadi e seguiva questo calcio. Non c'era la TV. Non c'erano social, non c'era niente, quindi la gente andava a vedere la partita, la squadra del locale, infatti. E mi è piaciuto questo capitolo, il giorno in cui toccai il cielo, Sì. quando avevo 5 anni e il padre... questo ragazzo, sì. Questo ragazzo descritto molto bene. praticamente è un appassionato del Messina, no? E il papà naturalmente gli ha voluto fare un regalo e parlando con un amico ci ha permesso di entrare nello stadio e di vedere i suoi idoli prima che cominciasse la partita, e quindi se l'è portato lì e ha visto i suoi idoli. Leggo poi la parte che lei scrive: quando tornai sugli spalti con la mano stretta a quello di mio padre sentii qualcosa dentro di me era cambiato. Avevo toccato il cielo anche se con i piedi per terra, e ancora oggi ogni volta che rientro in quello stadio cerco con lo sguardo il punto esatto in cui ero quel giorno e sorrido perché so che quel bambino da qualche parte è ancora lì. Proprio bellissima questa descrizione, proprio si sente. Credo che ho trascritto in parole i sentimenti che adesso prova quel bambino, ma che non ha le parole per poterlo dimostrare, per poterlo esprimere. Un giorno, diciamo così, quando leggerà queste, quando sarà più grande, magari si identificherà in queste cose qui, in quell'emozione che un bambino prova, però è sempre un gioco tutto quello che vive. Però c'è anche l'emozione, infatti proprio si legge, sì. si tocca per mano questa emozione che le descrive in E questo quindi capitolo. in quell'occasione lo vedi con Maurizio Miranda che se l'è portato dentro il campo, ha abbracciato a Romolo Rossi con i suoi beniamini, naturalmente anche con l'allenatore. È un bel percorso emozionale perché sì, ovviamente esatto. entri a far parte poi della storia di qualsiasi calciatore, arbitro. Perché poi alla qualsiasi fine, realtà scusami, calcistica. i protagonisti sono sempre chi viene al campo, e sì. grazie a loro che noi siamo andati avanti. Quante no? volte si è detto ai giocatori che quando si lamentavano, no? Ragazzi, che vi lamentate? Cioè, avete tutto. sono loro che i veri protagonisti, come tu dicevi prima, no? Sono loro Noi che siamo dei fanno il privilegiati. Abbiamo visto nei periodi del lockdown i campi vuoti. Che partite erano? No, niente, non sembrava manco una partita a scavola ammonate. Uno Tristi. vedeva quelli campi vuoti, quelle cose. Partite tristi. Mancava Tristi, proprio- una tristezza proprio unica. Quindi Si vedevano perché non sapevamo quello che dovevamo fare, cioè cioè, non potevamo andare in giro, eravamo chiusi, l'avevamo abito. Senza pubblico non è calcio. quindi È la verità, l'importanza, Giovanni, diciamo così, Sono del legate a tifoso, doppio filo, il che pubblico poi, e il calcio. che poi magari lo tratti con sufficienza chi arriva a determinati livelli, ma ti accorgi del tifoso quando lui non ti cerca più. Allora li capisci quanto è importante per te personalmente quell'attenzione. Io, grazie a Enzo Di Palma, l'altro giorno sono stato all'albergo dove c'erano, diciamo così, questi grandi nomi che Enzo mi ha presentato, Frei, anche Candreva, c'era quello del Milan, Galli, Filippo Galli, insomma. C'era Fabio Cannavaro, Sì. Nesta.
ed erano, diciamo così, loro arrivavano, adesso non giocano più a calcio, e c'erano delle persone lì con le loro maglie, quindi l'attenzione, no? Che tu magari sottovaluti perché quasi, non dico infastidito, perché erano tutti col sorriso, molto disponibili, però sai, quasi ci fai un pochino il callo su certe cose. Ecco, ma l'importanza di quelle cose, oltre al pubblico al campo, lo vedi quando quelle cose ti vengono a mancare, quando non sei più tu il protagonista, che sei dall'altra parte. E quindi se quel tifoso non viene, ti fa mettere l'autografo, ti dà quell'attenzione, poi capisci? Su questo, scusa se ti... Sì. A Coverciano, mi ricordo quando ero in nazionale, Prandelli ha obbligato i calciatori a prendere una strada dove ai lati c'erano i tifosi e quindi li ha obbligati perché c'era qualcuno che deviava e quindi dice: ma come? Questi sono qui per voi. Esatto. E voi cosa fate? Lasciano il lavoro per essere là. E quindi no, sono lì per voi, quindi vi fermate, vi salutate, fate la foto e fate l'autografo, per quello che dovete fare. Giusto. C'è qualche domanda? Sì, io voglio fare una domanda. Signor Ferro, volevo fare qua. Poi una domanda a Giovanni volevo fare. Scusate, sono in piena sintonia con quello che ha detto il professore Lorenzino, però soprattutto per quanto riguarda i calciatori. Signore, è pazzesco vedere oggi i calciatori, prima che non sanno stoppare nemmeno il pallone, perché ai nostri tempi, i vari mister, prima ci facevano fare mezz'ora di muro, allora stoppare il pallone, me lo ricordavo, bravo. Ecco, e quindi il più scadente giocatore sapeva stoppare il pallone. Oggi voi vedete solamente passaggio laterale e qua di là senza fare un cillo, perché non lo sanno fare. Si corre, ora si deve correre. Ecco, poi un'altra cosa importante. Com'è che tutti finiscono per terra? È stato botte di 2 minuti e dopodiché si alzano a terra è pauroso perché c'è l'erba, quando c'erano le pietre più importante è non c'è questa è diventata una cosa favorevole a livello di Serie A, di Serie B. E nessuno ne dice niente. Sono stati quelli che hanno dato la mazzata definitiva al gioco del calcio, i procuratori, ragazzi, perché non lo dice nessuno. Sono quelli che hanno rovinato il gioco del calcio. Ma noi qui io ho 30 anni che lo dico in televisione, è una vita che lo dico, ma purtroppo lo dico, qui non mi vedono in Serie abbiamo A. parlato di un altro calcio, quello Oggi non esiste quello più il Voglio calcio. prendere uno E spunto da Ferro. E infatti Se stanno è diminuendo pure i possibile. telespettatori. Quindi ecco, la Voglio prendere testimonianza che il uno- calcio non esiste più. Un punto, visto Scusate, che hai parlato, fallo dire. No, fallo. No, a proposito di quello che diceva lui, il discorso del muro. Allora io ricordo ragazzo, perché ho la mia età, che c'era una trasmissione in TV il pomeriggio di Sivori, dove faceva vedere i palleggi, stoppare la palla, fare con la testa. Noi andavamo poi, Chiedi San Pianiceto, nella piazzetta San Francesco, il mio gruppo, e cercavamo di imitare quello che facevano, che faceva Sivori. Siamo cresciuti così, nessuno ha imparato, cioè, ha insegnato come si fa, come si calcia, Sivori. Io rimango di questa trasmissione. E poi, cioè, effettivamente, imitazione, perché è imitazione che l'esperienza, che oggi gli allenatori del settore giovanile hanno schemi. Cioè, ma se tu non sai calciare, non sai palleggiare, non sai fumare la palla, cioè che dovete fare? Io sono cresciuto così, mi ricordo per una cosa, cioè mi è venuto lo spunto proprio di questa situazione. Io francamente una cosa tipo questa l'avevo chiesto a Enzo Di Palma. E ha detto una volta, non so se si ricorda, ma non so se hai visto che nessuno calcia più bene, calciano tutti il piatto. Questa osservazione poi lui mi ha risposto e la verità è questa, perché non fanno più tecniche individuali. Ormai è più tattico che tecnico. Mentre prima eravamo dei maestri ad insegnare la tecnica, oggi non siamo più all'altezza. Infatti se noi osserviamo, io parlo del mio campo, dei portieri, no? Una volta facevano tantissima tecnica specifica del ruolo. Oggi il portiere deve giocare, quindi deve iniziare a giocare dal basso, diciamo. Ora siamo sull'aspetto, deve costruire, quindi deve essere un costruttore,
e quindi si allena più con i piedi che con le mani, e quindi si allena più nella fase di costruzione che nella fase di difesa della porta. Ecco perché hanno dei limiti Le tecnici. squadre scelgono i portieri in base ai piedi, non in Perché base ormai alla è diventata una mania la costruzione dal basso, cioè i portieri che devono giocare con i piedi. Ma io dico, il pericolo è quando la palla ce l'ha l'avversario. Invece oggi sono aumentati i gol in fase di possesso, cioè quando la palla... E qui perché sono tutte delle forzature. E quindi siccome però gli allenatori, pur di raggiungere, no? Perché loro hanno un obiettivo, tante volte avvengono questi disastri. Un esempio eclatante è il Donnarumma del Paris Saint-Germain. Io solo perché dice che chi vede non era, scusate parlo siciliano, come si chiama? Enrico solo perché dice che con i piedi non era all'altezza di Donnarumma. A livello, si parla a livello mondiale. Un gioco, ci vuole qualità ragazzi, se non c'è qualità non è che tutti possono... Questo è il talento, ce l'hai o non ce l'hai, non c'è niente da fare, siamo sempre là. Se non hai qualità non puoi giocare... Puoi esprimere qualche pensiero, No, io sono d'accordo con il fatto del muro, perché anch'io sono cresciuto rompendo vetri e sbattendo la palla sempre nei muri ed ero sicuro che il muro me la restituiva. I tempi sono cambiati. Ma c'è stata tanta gente. Però Mazzola l'altra volta ho sentito un'intervista dove dice che il muro è ancora la cosa più, mancano gli istruttori, mancano gli istruttori, gli allenatori, gli istruttori, gli educatori, gli insegnanti, quelli mancano. Sì, sono d'accordo. E le scuole calcio è diventato un business. Sì, lo seguo un pochino da lontano, ma Cioè, poi la parola dice scuola calcio, se tu vai sulla scuola, allora, se tu sei io ho fatto l'esperienza con mia ragazza a Milano. Il ragazzo di fotografo che tu fai, tu vedi quello che fai. Io scusate, volevo dire solo una cosa di Palma. No, io sono cresciuto nel Falcone, terze categorie, no? Ho fatto delle rappresentative, terze categorie e seconde categorie, ero uno forse della terza che faceva categorie terza e seconda, però diciamo che non ho fatto né scuola calcio e io dalla terza categoria e seconda categoria dopo un anno giocai in C, cioè Scoglio mi ha fatto esordire in C. Poi con Bolche ho fatto 25 partite in C e non avevo nessuna trafila di scuole di calcio, di giovanissime, di gol. Ho detto muro e facevo atletica leggera. Io facevo atletica leggera con Coletta, che voi tutti conoscete, che era l'allenatore della Sidona di Annarita. La facevi, perché giocando per strada la facevi. Però io andavo nel campo sportivo là che abitavo a 10 metri, buttavo il pallone 20-30 metri e la stoppavo, andavo là, la stoppavo d'interno, poi la stoppavo d'esterno, ho fatto tutto da solo. Quanti campionati ho fatto io? Io ero autodidatta, io non ho mai avuto un allenatore portiere. Io l'unica cosa che rimpiango da calciatore è che non ho avuto una preparazione fisica adeguata. Infatti io questa è la differenza con il calcio moderno. Dopo 2 anni, 3 anni, io dalla terza categoria sono arrivato in Serie B a Lecce, ho giocato contro l'Inter, la Juventus in Coppa Italia, col Vicenza, contro Paolo Rossi, contro Mazzola, ancora ricordi. Però diciamo poi ho fatto una salita così e una discesa altrettanto veloce perché non avevo le basi fisiche per affrontare quelle categorie, ce le ho affrontate da giovanissimo, un peso gracilino. Sì, Bolchi ha provato a gonfiarmi un po', infatti mi vedeva, mi ha fatto giocare, ho fatto dei gol in C, 8 gol fra Serie C2 e C1 a 18 anni, 19, non sono pochi credo, e giocare in una città come Messina dove al minimo errore ti mettono... Ritornando all'evoluzione del ruolo del portiere, se io non ricordo male, tu non eri il classico portiere che stavi sulla linea di porta, se non ricordo male. Ecco, giocavi in avanti. Da calciatore di movimento. Ecco, dico ci siamo. Quindi dico è sempre un progredire delle cose, perché la gente una volta il calcio era più statico, è inevitabile, oggi si corre di più e non si corre solamente. Però non puoi tralasciare le caratteristiche. No, ma si fanno anche cose egregie che sono insite dal portiere. A certe velocità. Sapete perché oggi si utilizza il portiere? Si utilizza il portiere nella fase di costruzione per creare che cosa? Superiorità numerica. Ok?
Oggi siamo nel 2026 tra poco, no? Nell'80 io giocavo a Frattamaggiore in C2 e c'era un allenatore siciliano che si chiama Caramanno, che è stato il primo in Italia che utilizzava i portieri nella fase di costruzione dal basso. E parlo dell'80, è quello che oggi tutti gli allenatori cercano di fare. Quindi Infatti c'è qualche allenatore che il pressing lo inizia dal portiere. Allora ricordate che il portiere è sempre l'uomo in più, o in fase di possesso, in fase di possesso il portiere è sempre l'uomo in più. Giuseppe, prego, devo fare una domanda. Vabbè, visto che parliamo signor mister Di Palma, faccio una domanda a lui. Il portiere che ha dato più soddisfazione come allenatore, che ha allenato? Vabbè, io ne ho dato tantissime, però qualcuno che ricorda come mangiare a livello umano, a livello di, diciamo, di ragazzi, di persone, Frey, con il quale ho lavorato per 10 anni. Buffon, quello che secondo me è stato il portiere numero 1 al mondo, ma non per le sue qualità fisiche, tecniche, ma per le sue qualità cognitive, mentali. Cioè lui giocava sulla capacità di anticipazione, cioè lui sapeva cosa avrebbe fatto l'avversario, cioè quella è stata la sua bravura. E poi per il suo carattere menefreghista, no? Era un rompiscatole, un suonato, oggi si dice quello è suonato, no? E secondo me questi suoi, diciamo, difetti sono stati la sua forza. Quindi poi ce ne sono state altre, ma tantissime, quindi lo stesso Pagliuca, Donnarumma, che anche Donnarumma, Perin, Ferron, sono tutti portieri che... Prego. Scusa Di Palma, ti volevo fare una domanda per i portieri, no? A me personalmente, non so se sei d'accordo, Donnarumma, cioè non è quel grandissimo portiere che tutti dicono, perché nell'area piccola, dico, non so se non esce mai. Forte sulla linea. Si chiama area del portiere. Nell'area del portiere, nell'area piccola, lui non esce mai, perché a volte ci sono dei cross che una volta quando giocavi tu o altri uscivano col pugno e ci spaccava una testa. Ora sta fermo così, ma ora uno spizzica cose, va in porta e ti fa È gol. forte sulla linea di porta, sulla linea di porta. No, non lo so se l'hai notato così. Risponda alla tua domanda. Il vero problema dei portieri di oggi, ma anche di prima, no? Perché se voi vi ricordate, chi è che ha visto il film Fuga per la vittoria? Vi ricordate? Sì. Allora, immaginate, nelle carceri. Lì siamo nel 45 e ci fu quella partita fra prigionieri tedeschi e inglesi, no? Cioè prigionieri inglesi con i tedeschi. E in porta c'era Sylvester Stallone. Su un calcio d'angolo Sylvester Stallone viene fuori di pugno, non prende la palla e prende la testa. No, l'avversario fa gol di testa. Nel momento in cui viene portata la palla a centrocampo, in libero, si gira e gli dice: tu dalla porta non ti devi muovere. Che voglio dire questo? E questo è qualcosa che poi ci ho riflettuto. Che oggi siamo nel 2025, nei giovani, quando il portierino cerca di fare qualcosina fuori dalla porta, perché oggi se il portiere è bravo a difendere lo spazio, automaticamente difenderà meglio la porta, no? Se il portierino cerca di uscire dalla porta, l'insegnante, l'allenatore lo richiama e gli dice: no, tu devi difendere. E quindi noi creiamo dei portieri difensori. Invece il nostro obiettivo è quello di creare portieri giocatori che sappiano difendere lo spazio, quindi sappiano giocare fuori dalla porta. E poi dopo, perché la porta è l'ultimo aspetto di una situazione di gioco. Noi invece partiamo sempre dalla porta, non è la porta, è tutto ciò che avviene prima. Questo è il limite che hanno. Proprio in Donnarumma vedo questo. Non ce n'è uno fisicamente è imponente. Non ce n'è uno che sappia difendere lo spazio, che sappia uscire. Sono Sì, qualche altra domanda? Ora posso fare la domanda torniamo al libro. Quando libro menzionavo molti personaggi, ci sono molti personaggi. Io vorrei sapere da te 2 o 3 personaggi chi ti ha emozionato di più
quello che ha scritto con più affetto e quello magari che ricordi maggiormente. Magari 2 o 3 personaggi del libro che... Vedi, fai la domanda classica quando ad un allenatore, Enzo Di Palma magari ne è il testimone, però dici, secondo almeno uno o 2 ci secondo sono. te qual è il migliore calciatore che hai nella squadra? Diciamo che le persone che ho citato nel libro sono tutti amici, e siccome ho parlato di loro non solo dall'aspetto, diciamo, professionale, ho parlato anche dall'aspetto umano degli uomini, e avendoli conosciuti è stato più facile. Quindi, siccome ho un rapporto, grazie anche a queste uscite, a queste rimpatriate, si è creato un legame un po' con tutti, quindi da Bandiera a Pippo Gitto, altro Gitto, insomma ormai queste serate, queste giornate ti avvicinano, cominci a sentire il racconto non solo di calcio ma anche di vita umano, quindi si crea questo legame. Quindi diciamo che mi è venuto facile parlare di loro perché li conosco, perché so chi sono, e ho esaltato, diciamo così, l'umiltà che hanno queste persone, perché questo è importante, l'umiltà prima della carriera, prima di quello che hanno fatto, perché anche se parliamo di grandi professionisti sono in mezzo a noi, non con atteggiamenti da divi, vivono con noi, si ritrovano con noi e apprezzano anche la nostra amicizia, pur non essendo stati grandi campioni. Quindi io l'ho fatto con un grande senso di stima, diciamo così, per tutti, ma soprattutto anche in quanto amici che conosco. Quindi ognuno di loro ha una storia, insomma, e parlare non è stato tanto difficile. C'è un aspetto un po' romanzato, ecco, non è una lettera, diciamo così, tecnica, dove spieghi la carriera di Gitto, la carriera ecco, ma parli anche di loro, l'impatto che loro hanno avuto in una città, che è la cosa più importante, che la gente sottovaluta, no? Perché tu vivi in una città 3 anni, 4, 5 anni, che impatto hai avuto tu? Cosa hai regalato a quella gente? Perché quella gente poi gli rimane qualcosa di te, non solo di calciatore, ma anche di essere umano. Allora questi personaggi lasciavano qualcosa, oggi non lasciano niente. Quando vanno via il giorno dopo li dimentichi. Oggi se parli di qualcuno di loro, ancora c'è qualcuno che parla, che si ricorda chi erano come persone, chi erano come calciatori. Quindi ti dirò, non c'è stata una preferenza particolare, neanche di mio fratello, perché ho messo qualcosa di mio fratello, che è stato un talento mancato, che ha praticamente, così come tanti di quell'epoca, con un grande potenziale, si è giocato le sue carte e poi, per tanti motivi che passano anche dal fatto che non c'erano procuratori, che nessuno si occupava di te, non c'erano i media. Lui prendeva la palla da 50 metri, sfondava la porta, ma non lo sapeva nessuno. Solo quella gente circoscritta lì, in quello stadio. Oggi un ragazzino, appena fa i primi passi, già lo sa tutto il pianeta, perché si documenta, quindi l'informazione e quindi è facile come dire, trasmettere le tue capacità anche altrove, non è difficile. Allora tu facevi una rovesciata pazzesca, non ne parlava nessuno, perché solo chi la vedeva? Solo chi era presente, giusto? Quindi mancavano i ora invece procuratori, si parla di algoritmi, io rimango basito quando sento parlare di calciatori di Mancavano ma siamo fuori dal gli allenatori coraggiosi, che non c'era gente che non metteva mai i giovani in campo, anche se avevano qualità e quant'altro. Qualcuno che l'ha fatto
Per esempio il professore Scoglio è uno di questi, perché ci sono giocatori che non sarebbero mai diventati raggiunto quei livelli che hanno raggiunto. E anche Zeman. E anche Zeman principalmente non avrebbero raggiunto, perché era gente che se c'era un giovane che meritava lo mettevano dentro. Non c'erano, come si chiamano, quelli più grandi che avevano precedenza. Zeman ha legato illustri sconosciuti. Scoglio, veramente Scoglio. Zeman di più. Per i giovani non tanto era... Zeman di più. Ha fatto De Palma non erano giovani, chi meritava. Sì, a me se era uno forte tipo Schillaci, però Scoglio aveva il clan. Scoglio aveva un gruppo di 5-6 giocatori e faceva affidamento su quella, e poi Schillaci, il resto io penso che in un altro contesto se le delle qualità. questo è un mio modo di vedere. Giocatori tipo Napoli che tutto sommato sono diventati giocatori di livello, ma perché ha trovato gente che gli ha dato fiducia. Erano ragazzi, non stiamo parlando. Zeman è un altro di questi. Ce n'erano, ma tantissimi. C'era un blocco chiuso, come dici tu, che è fatto da amicizie, fatto da non rischiare niente. Anche di qualità. Io, scusate, volevo interpretare il sentimento di Giovanni, perché ha detto che lui ha scritto che dopo questi incontri che abbiamo fatto i sensi di stima, di amicizia nei nostri confronti. Ma io ti ripeto a dire, Giovanni, che anche i nostri nei tuoi confronti sono sentimenti veri di affetto, di stima, di... Va bene, Giovanni? Ti tenevo a precisare con questo qua, che io non conoscevo Giovanni, ci siamo conosciuti in queste... mangiato, va. E i sensi di stima sono grandissimi, Giovanni. Io quando ero a Messina, lui era forse giovanissimo, giovanissimo, e lui era uno forte, solo che aveva una fascia muscolare, aveva un paio di gambe così, e ogni tanto testerava, insomma, poi magari ho fatto la coppia, si strappava, però aveva due cuscioni così, aveva uno scatto violento, mi ricordo, tipo della nostra camera, eravamo insieme. Eravate fidanzati? E allora mi vedono a parlare, devo parlare per forza. No, non è obbligatorio. Prendo spunto da quello che ha detto Giovanni su quello che lasciano i calciatori nelle città dove sono stati. Io vi posso raccontare due mie esperienze personali. Una a Tindari. Una domenica, io d'estate abito a Tornarella e quindi tutte le domeniche andiamo a messa a Tindari. Una domenica c'erano delle persone di Palmi, una comunità di Palmi. E allora ho detto, qua a Palmi ho giocato un anno io, fra le altre cose, con Franco Scoglio mediano e io mezzala, nella Palmese in Serie D, nel 68. E quindi ho detto sicuramente ci sarà. Finita la messa sono andato dal prete nella canone e gli ho chiesto, ci sono persone, parliamo di oltre 50 anni addietro. Dice sì, c'è. E allora siamo entrati un'altra volta in chiesa, mi ha presentato a due, una signora sulla sessantina, appena le ha detto come mi chiamavo, naturalmente dopo 50 anni, 18 anni non mi poteva. Questa mi ha abbracciato, dice come era il mio sogno, era bravissimo, ha lasciato. E un altro a San Benedetto del Tronto. Praticamente queste sono state due città dove non ho espresso quello che ho espresso a Milazzo, ad esempio. Appunto le racconto proprio per questo motivo. C'era un mio amico che si trovava assieme ad altri a tavola, a un certo punto si è ricordato, dice qua tanti anni fa ha giocato un mio paesano, dice come si chiama? Vi hanno detto, dice Pippo Gitto. Appena uno di questi ha sentito, ha incominciato a ballare, sapete chi era questo? Era il giornalista Remo Croci. Quindi ecco, due episodi di questi proprio per dire... Eravate fidanzati, no?
ero fidanzato con mia moglie. E compagni di Però a questo punto mi piacerebbe sentire la domanda, la richiesta che ha fatto il mister a Tito Gitto della stanza. Vi dico un'altra cosa a proposito di Enzo. A proposito di Enzo, siamo arrivati alla Regina tutte e due assieme. Dormivamo nella stessa stanza, c'era una stanza proprio apposta riservata a noi. Io la mattina mi alzavo e andavo a scuola, frequentavo il liceo, lui invece faceva colazione e rientrava un'altra volta e se ne andava a letto di nuovo. Poi siamo stati assieme a Milazzo, diversi campionati, e poi invece rivali, lui nella Nuova Egea e io nel Milazzo. Io ho fatto 4 derby, 4 derby. E in uno me ne ricordo uno in modo particolare, un Nuova Egea Milazzo, e la Nuova Egea ha vinto 1-0. Il secondo tempo abbiamo giocato non Milazzo contro Nuova Egea, ma Milazzo contro Di Palma, nell'area del rigore. Le ha prese tutte quante, alla fine ero riuscito a segnare e l'ho fatto, era regolare il gol. L'arbitro ha visto chissà che cosa, e la partita è finita 1-0. Non c'era il VAR, ci fosse stato il VAR sicuramente avremmo pareggiato 1-1. Ricordo io questa partita. Te la ricordo. E Gio De Palma pigliò di tutto. Infatti abbiamo giocato il secondo tempo Milazzo. Il tuo gol era regolare. Regolarissimo. Irregolarissimo. No, io volevo fare una domanda. Secondo me fuori gioco. No, perché Bosco diceva il rigore quando l'arbitro fischia. Se sono vuol dire che era irregolare. No, io volevo fare il guastafeste perché qua c'è un covo di milanisti, compreso il grande Nino Donia, che siete troppi milanisti. Quindi io, essendo invece, però condivido questo piacere con Giuseppe Ruggeri, per cui alla fine sono protetto da Niceto TV Web, essendo noi grandissimi juventini, io volevo approfittare, intanto vi saluto a tutti, vi ringrazio per l'invito, ma ovviamente non capita tutti i giorni di avere una persona come Enzo Di Palma. Io adesso guardate il curriculum, ovviamente resedotto anche dal mio ex funzionario Natalino Micale, che essendo un buon calciatore di calcio giustamente, e ovviamente la chicca, essendo io un grandissimo juventino, ovviamente non posso che parlare dell'esordio di Buffon, ma le volevo chiedere una cosa che mi interessa molto più dell'aspetto calcistico vero e proprio, diciamo. Mi vorrei concentrare sulla persona, perché per noi juventini uno dei momenti più brutti, questo è inutile nasconderlo, è stata la retrocessione in Serie B. E in quella fase uno dei pochi calciatori campioni del mondo che decise di fare la Serie B è stato Buffon. Ecco, io mi volevo chiedere, essendo stato lei l'allenatore che lo ha fatto esordire, io ho visto che dovevate scegliere e avete scelto lui, perché lei, qua scrive nella sua biografia, era quello che in quel momento secondo me forniva maggiori garanzie. Io vorrei chiederle invece dell'aspetto umano, perché lei, essendo un grande preparatore e prima ancora un grande calciatore, sicuramente ha incontrato Buffon in una fase in cui Buffon non era Buffon, era un ragazzino di 17-18 anni, quindi là si vede, si plasma il carattere di una persona. Ecco, questo gesto che lui ha fatto di rimanere alla Juventus anche in Serie B, lei se lo aspettava conoscendolo come ragazzino, come persona? Me l'aspettavo perché l'ho conosciuta dall'età di 15 anni, quindi sapevo il suo carattere. Era un ragazzo, diciamo, non di grande, infatti nel suo libro lui scrive: io non ero abituato a rispettare le regole. Sono andato in prima squadra, perché lui giocava in primavera, noi l'abbiamo portato in prima squadra, e non abituato a rispettare le regole, c'era un allenatore dei portieri, e fa il mio nome, dice che era un generale, quindi mi ha messo su, io non ci stavo, però poi dopo nel tempo mi è servito. Quindi era un ragazzo infatti quando ero lì, oltre a Scala, il quale mi diceva sempre: metti a posto questo ragazzino, se no non lo portiamo più in prima squadra. Sono andato lì alle Olimpiadi di Atalanta. Lui c'era lui, Pagliuca e il Pagotto, e anche lì Cesare Maldini mi diceva: Enzo, cerchiamo di tenere a bada il ragazzino, perché lui era un rompiscatole, aveva un carattere
molto, era estruso, via. Un guascone. Sì, era molte volte, anche quando mi dicevano guarda che è suonato, quante volte usciva dopo l'allenamento, veniva fuori e diceva ma dov'è che ho messo la macchina? Per dire no, queste sono delle cose. Perché lui, è così. E secondo me questo suo carattere, secondo me, l'ha portato a certi livelli. Al successo. Perché lui quando sbagliava è stato l'unico portiere che io ho avuto in tanti anni che quando sbagliava alzava il braccio e diceva ragazzi scusate la colpa è mia. Quindi faceva autocritica, si metteva in discussione, queste sono state le sue. E poi a livello tecnico proprio quella capacità, a livello anzi cognitivo, riuscire a capire, a prevedere le mosse dell'avversario gli ha dato la possibilità di arrivare in nazionale ed essere il portiere più forte al mondo. E quando c'era da scegliere Scala, non è che è andato lui da Cavarettanzi, ha mandato me, dice sei tu l'allenatore dei portieri, vai tu su, però già avevamo deciso, perché noi avevamo come secondo tenista e lui era un ragazzino. Il Cavarettanzi dice noi possiamo comprare o far ritornare Pallotta, mi ricordo che era stato il mio portiere, oppure compriamo un altro portiere. E io ho detto Cavaliere guarda che con noi saranno ragazzini della primavera che è bravissimo, oggi dà più garanzia di lista. E queste storie, sì, che poi dopo lui dice ma adesso prendo questa responsabilità. Io già avevo parlato con Scala, già avevamo, quindi infatti un altro esempio che eravamo in America a fare una tournée e oltre i portieri erano Bucci e Giovanni Galli. A fine allenamento calciavano in porta, questo ragazzino parlava tutto. E Giovanni Galli mi faceva, va bene, è facile parlare in allenamento. Poi negli anni si è ricreduto, no? Esatto. E queste sono state le sue qualità, quindi noi sapevamo, anche se il suo papà non era convinto, il suo papà mi disse, quando ha saputo che doveva debuttare, mi disse, guarda, lo bruciate. Quindi non era convinto. E poi dopo, in quella settimana, mi ricordo che ero a Coverciano a fare un corso per UEFA, mi ricordo allora, e durante la lezione c'era il docente di tecnica calcistica, il quale disse ora come fate domenica col Milan? E gli disse vedrete, ci sarà una sorpresa. C'è un ragazzino che farà il debutto. Negli anni poi l'ho rincontrato lì a Coverciano e mi disse avevi ragione. Quindi vedete la storia di questo ragazzo. E ora ci sentiamo spesso, anche se poi dopo, se tu chiami oppure gli mando un messaggio, non ti rispondo un giorno, 2 giorni, una settimana, un mese. Poi dopo un mese ti chiama, Enzone, come stai? Perché è così, non ce ne da fare. Ma posso fare una domanda così? Ma quando il Parma l'ha venduta alla Juventus, non le toccava una percentuale sulla vendita? No. Ci toccava, però. È un bravo cristiano, però aveva un neo mio, tu dissi, quando ci disse polli montare non era quello. Non mi ha giudizio. No, viene fuori l'anima è venuta fuori. Ma all'epoca c'era un'altra regola per la Juventus che era gol quando toccava la rete. Esatto. Non aveva toccato la rete. La fortuna e la soddisfazione di vincere 2 Coppe Italia contro la Juve. Non lo so. Purtroppo lo so. E in una di queste ero là. Quando ci sputava Salvatore, ci stava levando davanti. Salvatore del quartiere. Si ti ricordi che era un passo uso via? Siamo venuti, che anno era Enzo? A Salvatore del quartiere. Mi sembra qualche parola 90 grande giocatore. Quando segnò Melli in finale. Complimenti a Giovanni come a te per il museo per questo bellissimo che ha voluto che insomma ora lo leggeremo tutto, abbiamo sentito un po' di passi, insomma tutto gonfiato. Sì, no, non è tutto gonfiato, ho detto che c'è qualcosa romanzata, ma sicuramente c'è del vero. La cosa bella è che quando ci si ritrova, quelli che hanno giocato a calcio, è qualcosa di particolare. Forse una volta c'era soltanto il calcio come sport diciamo principale, no? Ora ci sono tanti sport per cui forse sarà questo che non c'è più quell'amore, insomma, quell'affetto,
che si senta, no? Però una volta c'era semplicemente il calcio, ecco, anch'io, a me mi hanno visionato, mi hanno piedi scalzi all'oratorio salesiano, un osservatore, insomma, per dire, era bello, cioè, e quindi ti volevo fare complimenti per questo libro che hai scritto. Vabbè, un applauso a Giovanni che lo facciamo. Allora Giovanni, parliamo del libro. Come acquistarlo? Dove poterlo acquistare? Parliamo del business, l'altra fatica. Come? Allora, Amazon si sta occupando della stampa e della produzione. Quindi solo su Amazon, librerie, c'è qualche libreria? No, niente, solo Amazon. Il perché questa volta ho preferito questa scelta è che ci sono tanti amici che hanno giocato o che amano semplicemente il calcio che abitano fuori per motivi di lavoro, si sono spostati e quindi vivono in Lombardia, vivono dall'altra parte dell'Italia, insomma a sud, Agrigento, Palermo. Quindi questa soluzione credo sia stata azzeccata perché non ho nessun problema praticamente. Basta entrare. Quindi bisogna andare sul sito Amazon, cercare Polvere e Passione Giovanni Rossi. Io ho inserito, diciamo così, ho mandato alle persone che conosco un link che gli permette di entrare direttamente dove compare il libro e accanto acquisto. E più, ho cercato di facilitare perché mi rendo conto che la tecnologia corre, però noi un po' non abbiamo più. Però la tecnologia quando viene usata bene, certo, come in questo caso, grazie a internet, il museo di Nodonia e tu hai conosciuto tutto il mondo, bisogna saperla usare la tecnologia. E io ora, facendomi al tuo libro Polvere e Passione, oggi sono venuto con la tuta delle Sappiernicelle. Abbiamo una squadretta in seconda categoria, dopo 20 anni non c'era nulla. Per noi la seconda categoria però è meglio della Champions League, perché bisogna avere polvere e passione. Noi abbiamo campo intero abbattuto, tante volte nei commenti su social, campo di patate. Ma no, per noi è meglio del San Siro, è meglio le cose, perché bisogna amare il calcio di una volta, fatto di polvere, passione, sacrificio, perché qua un gruppo di amici fa sacrifici per far portare la squadra in seconda categoria. Quindi polvere, come si faceva passione, questa. Ti sentiamo esultare spesso quando fai le telecronache. Famosissimo perché dopo ha detto la Juve, consegna la Juve, non esulto più. Ha segnato sogno sapere, perché bisogna amare ora di nuovo le squadre locali. Mi dispiace che i campi vicini, Venetico, Spatone non hanno più il campo sportivo. Noi siamo ancora i pochi che usiamo la polvere del campo. Però è bello. No, non siete. È questo, polvere e passione. Già intanto che vedo uno stadio, un campo. A Messina tanti campi non ci sono più. Noi abbiamo qua vicino Venetico, Spadafora. Sono finiti cose. Per noi questa cosa passiamo di là e non vediamo più il campo. È un colpo al cuore. Passare a Venetico e vedere là. Io invece vorrei porgere una domanda. Perché da tutto ciò che ho sentito, tutto ciò che ho sentito oggi rispecchia il mio sentimento, il mio sentire verso il calcio di una volta. Ho avuto la fortuna di seguire mio zio nei campi di calcio, perché mia mamma si liberava di me la domenica e pregava mio zio, portatela così sto un po' in pace, ok? Quindi i campi di calcio mi attraevano fin da piccola, quindi io ho vissuto questo amore grazie a mio zio. Non provo più entusiasmo nel guardare le partite oggi. Io fino ad anni fa con mio zio andavamo spesso, avevamo anche l'abbonamento alla Regina Calcio, insomma anche io lo seguivo, mi divertivo insieme a lui. Ora io sono anch'io tifosa del Milan perché sono cresciuta a pane in Milan, però se ora dovessi dire a qualcuno ma come si chiamano i vari calcio del Milan, io non lo so. Ma sa perché mister mi dice, ma io questo calcio non mi attrae più, perché vedo delle persone legate al business, vedo delle persone che non sono, ecco, lui parlava di, una volta si conoscevano le facce dei calciatori, mi ricordo una domenica meravigliosa, bellissima, stupenda, in cui aspettai la squadra del Milan fuori dall'hotel a Reggio Calabria.
e fu l'anno in cui Zaccheroni fu sostituito da Cesare Maldini, di una simpatia incredibile. Quindi aspettai sotto il caldo cocente del mese di giugno, vidi i miei beniamini e li conoscevo uno per uno, conoscevo i loro nomi, ora non li conosco Tutti più. stranieri? Tutti, ecco, perché io ora la domanda dove voglio andare a parare, calcisticamente parlando, perché il calcio di oggi, soprattutto il calcio italiano, ama così tanto gli stranieri? Ecco, perché non si dà spazio ai nostri giovani, quelli che voi crescete nei campi di calcio? Perché non si portano avanti i nostri giovani italiani? Io non ho nulla contro gli stranieri, attenzione, che ben vengano. Io mi ricordo il meraviglioso trio, Gullit, Van Basten e Rijkaard, cioè... Ma tre bastavano. Ecco, loro tutti. Una porta aperta, perché io... Non ci appassionano, io non provo passione per loro, non mi piace guardare. Manca l'appartenenza, cioè, ecco. manca l'appartenenza perché io per dire che sono un tifoso posso essere una simpatia per il Napoli, per il Bologna una simpatia da piccolo, e oggi 8 undicesimo, 9 undicesimi, stranieri. Tutti stranieri. Quindi io ho sempre lottato, anche quando vado in giro a fare i corsi, a sostenere i settori giovanili, i nostri ragazzi. Noi abbiamo dei giovani interessantissimi, delle risorse umane che vanno al di là ma purtroppo ci sono gli interessi dei presidenti, dei direttori sportivi, eccetera, che hanno tolto la possibilità alle società di creare i nuovi campioni. Abbiamo dei mercenari, mi scusi. Di Parma, io seguo il Lecce, no? Perché ci sono stati stranieri in Lecce. La primavera del Lecce, tutti stranieri. Lo so, la primavera. C'è il direttore sportivo che è Corvino. Sì, che io ho dico la primavera, non la prima squadra. La primavera tu Lecce, tutti stranieri, mica un po'. Serbi, croati, niente, non c'è un italiano nella primavera del Lecce. Negli anni 90, inizio 90, noi avevamo 3 stranieri come regola, c'erano solo 3, avevamo Brolin, Grun e Taffere che è stato il primo portiere stranieri arrivati in Italia. La maglietta le aveva fare. Ma erano, tu prendevi i migliori che facevano la differenza. Ora non sono i migliori, ora arriva chiunque, togliendo la possibilità ai nostri giovani di emergere. Ma i nostri giovani, se sono di qualità, perché non li devono fare giocare? Ma perché ci sono troppi interessi? Un'altra cosa che mi ha fatto soffrire, i procuratori, ma anche i nostri giovani possono essere i procuratori. È stato vedere in tanti paesi europei scomparsi i campi di calcio. Prendiamo quel bellissimo campo di calcio di Spadafora, cioè ora c'è quello che c'è Penelli. Io sono stata su quei campi e ho sofferto insieme a mio zio perché mi seguivo mentre prendono a giocare. Quindi chi porta con sé questi ricordi di quel calcio vero di cui lui parla non può accettare questo calcio. Guarda che c'è da scegliere tra una partita e un film, o guarda un film. Sì, meglio il film. Tanto che sei tifoso del Bologna, ti ricordi questa formazione? Santarelli, Capra Pavinato, Cari Cipollini, Sperani, Bucarelli, Thyssen, questa me la ricordo che vinse la finale contro l'Inter Il campionato del 66. Risposta esatta. 66. Risposta esatta. Va bene, possiamo... Qualche altra domanda per Giovanni sul libro? Lei, che parole vuoi? Dalino, se puoi dire qualcosa. Parliamo del libro. Torniamo al libro. Compriamo il libro. Giovanni, la tua carriera. Abbiamo parlato tutti in centro, tutti i calciatori famosi, però tu hai avuto anche una bella carriera calcistica. Bella, non vorrei, diciamo così. Interessante. Mi sono affacciato a quel calcio professionistico e poi, per tutti quei motivi di cui hai anche parlato, ho iniziato a pensare bene, non mi mancava niente. Mi mancava una cosa solo fondamentale, il corpo. Non reggeva determinati allenamenti. Fino ad una certa età, diciamo così, superato l'adolescenza, che ho avuto dei problemi muscolari non diagnosticati, nessuno mi sapeva dire qual era l'origine di questi problemi. Poi ho superato l'età dell'adolescente, crescendo, mi sentivo bene, forte, gli infortuni erano legati al passato e ho cercato
lentamente di scalare quella classifica per arrivare di nuovo. Certo, ho perso anni importanti perché dopo una convocazione in nazionale nell'Under 16, tornando a Messina, il Messina mi ha buttato via, cioè non mi ha fatto un contratto, ecco. E quando non ti rinnovava il contratto ti lasciava libero. Questa era la mentalità del Messina di un tempo, praticamente non cambiavo mai. E quindi ho dovuto ripartire di nuovo da zero, una squadra dilettante. Sono tornato di nuovo a Tepesci, detta in dialetto, e per rifare di nuovo. È arrivato il militare, lì ho fatto un errore, purtroppo, di non andare nella compagnia atleti perché mi avevano promesso di non farlo il militare, invece io aspettavo fiducioso e già mi avevano imbarcato nel battaglione San Marco. Cosa dice? Quindi praticamente avevo sbagliato tutto e il militare mi aveva messo in ginocchio, sfruttando quella regola, non so se ancora oggi, del cartellino militare, e ho fatto 2 o 3 telefonate. E la prima è stata, ancora lo ricordo, Memo Prenna, un grande calciatore del Catania, allenatore in quel momento era del Mascalucia. Mascalucia era sempre quella società che nel fallimento del Catania cercava di subentrare nei professionisti, investendo tanto denaro. E mi ha detto, in questo periodo la squadra è già fatta, abbiamo grandi nomi, abbiamo speso tanto, però non ti preoccupare che qualcosa farò. Non lo conoscevo a Memo Prenna, quindi è stato gentilissimo. E così mi ha indirizzato a Paternò. Ed è venuto l'allenatore di allora e mi ha parlato, insomma, mi ha conosciuto e io in divisa con i scarponi, non avevo neanche abbigliamento sportivo. E mi ha detto se c'era un amichevole da lì a una settimana. Mi ha detto ti vedo abbastanza in forma. Ero denutrito perché praticamente non solo non ho accettato il militare, ma non accettavo neanche di mangiare perché stare 1 ora e mezza in fila a mangiare la carne con pollo. Ci passai. E quindi ero denutrito, no? E ho detto guardi non ce la faccio proprio, non mi alleno da 2 mesi e sono anche sottopeso. Dici va bene, fai vedere qualcosa, insomma, 4 d'ora, alzi la mano e esci. E niente, da lì è successo che in un momento di annebbiamento ho fatto una rovesciata, insomma, ma non vedevo neanche più la porta, non sapevo niente, sì. Riesci, sai, il calcio è anche questo. E da lì è nata, a Paternò andava tutto bene, senza allenamento, nella palla mi colpiva la spalla, entrava. E un po' merito, un po' anche che tutte le cose andavano per il verso giusto. Da lì poi sono arrivato a Cosenza. E lì mi stavo giocando tutto, in ritardo ma tutto. E lì mi è arrivato l'infortunio di Lukaku, praticamente, mi sono strappato il retto del quadricipite. E a quei tempi non c'era le cure di oggi. Per lui sono passati 6 mesi, io ho fatto 1 anno e qualcosa. E niente, poi si è subentrato un problema alla schiena, l'anno successivo la società mi ha confermato, però poi sono rimasto bloccato durante la preparazione e lì è stato un palleggio fra Teramo, Salerno, finché poi sono andato fuori di testa e me ne sono andato in Inghilterra con quella che poi è diventata mia moglie, insomma. Quindi ho lasciato tutto. Quindi ho fatto. Ma in Inghilterra hai giocato pure o no? Sì, ho giocato con una squadra che era in malora, era il Wolverhampton, praticamente aveva fatto una discesa dalla A alla C e non sapeva neanche se si salvava, in sintesi. E quindi, ma anche lì non sono stato molto, perché purtroppo i problemi personali mi hanno anche danneggiato un po'. Ma ritornando al discorso, non basta solo essere bravi tecnicamente. Infatti questo ci vuole la fortuna, quanto incide in una carriera di un calciatore. Non solo la fortuna, ma perché devi anche essere intanto sano. Stai bene, appunto. Devi stare bene. Gli infortuni sono determinanti. Se Ronaldo gioca fino a 40 anni è perché non ha avuto grossi infortuni. Parlo di Cristiano. Sì.
Quindi se non sei sano non puoi reggere quel tipo di preparazione che il mister lo sa. Sono partite, preparazioni, oggi si gioca 2 o 3 volte alla settimana, quindi non è... Già loro si rompono. Se lavori di meno, quello è il discorso. Quindi, il problema è la preparazione, che ormai dico certi infortuni. Quindi quando una squadra, anche professionistica, ti prende da ragazzo, se hai investito su di te, magari hai l'interesse di confermarti o di cercare di salvaguardare la tua immagine per poi venderti. Recuperare. Se invece non hai investito niente, sei stato un ragazzo che hai preso il primo e il secondo infortunio e poi ti scarica. Quindi poi sono ritornato di nuovo nei dilettanti in interregionale e lì con allenamenti meno pesanti, con meno stress di natura fisica, tra un infortunio e l'altro sono andato avanti, ma ho smesso presto. E la cosa triste di tutto questo è che quando non conosci determinati livelli, diventare qualcuno non ti pesa poi tanto, pensi ci ho tentato magari, ti resta un po' d'amaro in bocca. La cosa triste è quando assapori per un momento, no? Il campo con 40.000 persone e per 2 o 3 partite di Coppa Italia cominci a vedere Napoli, Udinese, di Zico, come dire, non è che ti esalti, ma dentro di te, e poi ritrovarsi, diciamo così, di nuovo dal punto di partenza è brutto. Non è bello, però l'amore del calcio, ecco, torniamo sempre in povero e passione, ti aiuta, perché poi alla fine giochi solo perché lo ami, per la passione, e nient'altro. Comunque questa è una storia che accomuna tanti ex calciatori, e qui dentro volevo parlare anche di un'esperienza, perché ritornando al discorso di Gitto e di altri, le colpe è anche della professoressa Carmelita Catanese, le colpe di tutto questo secondo me sono anche nostre, perché tutti i nostri valori, le nostre battaglie non sono servite a niente, la nostra esperienza. Cioè è come un padre quando ha un figlio che prende una brutta strada, è un fallimento. Quindi noi come generazione siamo falliti, perché noi siamo quelli della stretta di mano, delle grandi amicizie, quelli che abbiamo portato la gente al campo. Eppure la generazione successiva è questa, quella che sta facendo allontanare le persone dal campo. E non è la colpa loro, è la nostra, è il nostro fallimento quello. Quindi mi volevo soffermare. E qui ho messo, e spero che molti giovani lo vedano, la storia di Maurizio Schillaci, che io non ho conosciuto, solo come calciatore. Qui c'è una storia che poi diventa drammatica, perché dalla Serie A e da tutto quello che rappresenta, soldi, popolarità, successo, adesso dorme malato in un cartone alla stazione con un cane. E quindi mi sono documentato su questo e ho cercato di racchiudere la sua storia, molto triste diciamo così, che ha le sue colpe lui, però c'è di base praticamente un infortunio male diagnosticato, lo ha portato avanti fino al punto che poi operandosi praticamente non è rimasto più lo stesso, il suo rendimento è sceso e da lì, dagli antinfiammatori, gli atleti del rugby americano insegnano, dagli antinfiammatori e da tutte quelle sostanze, il passo è breve alla cocaina, alla droga. In più c'era anche il fallimento che doveva accettare. E quando poi ti ritrovi senza nessuno attorno, perché i personaggi, i calciatori, hanno milioni di persone attorno, fin quando sono calciatori o sono importanti. Ma quando cadono in disgrazia, come tutti, il telefono non squilla più. E quindi affronti, anche la famiglia ti lascia a volte.
Non so com'è la sua storia, però sto generalizzando un po'. E quindi quando devi affrontare fallimenti in solitudine da solo, non è facile. Ora non voglio giustificarlo, no? Ha avuto la sua chance ed è stato quasi, lo hanno arricchito in quei campionati che ha disputato anche nella Lazio. Qualcuno si chiede, ma i soldi dove li hai messi? Arriva, la carriera di un calciatore arriva in un momento, sei un diciottenni, qualcuno anche a 17 anni, e ti arrivano milioni di popolarità. È più difficile gestire la popolarità che essere un calciatore. Un ragazzo a quell'età, quando si ritrova con tutto ai suoi piedi, se non ha una famiglia accanto o la fortuna di avere Enzo Di Palma accanto che lo mazzia dalla mattina alla sera, non è facile mantenere l'equilibrio. Molti di questi ragazzi lo perdono perché dopo un contratto li vedi con una Ferrari, con una Porsche, non una, 2, 3, 4 macchine, pensando che il mondo è nelle sue mani e che dura per sempre. Ma questo sogno può anche finire in un attimo. Uno scontro, un cross tirato male, salta un tendine, salta un ginocchio ed è finita. E poi come vai avanti? Con le auto, con le macchine, con tutto quello. Quindi ho voluto raccontare questa storia perché spero che molti ragazzi la leggano, così capiscano che devono essere più parsimoniosi, baciare a terra sempre del lavoro che fanno, perché quello dei calciatori non è un lavoro. Il lavoro è quando ti alzi la mattina e ti scarichi un furgone dei mattoni. E di apprezzare di più appunto questa fortuna che gli è stata concessa e di essere parsimoniosi, di pensare a un futuro, perché non dura molto la vita, no? Perché se poi non hai delle capacità di diventare un relatore, un allenatore, che fai? C'è un calciatore che ha fatto quella vita, che affittava jet privati, che fa? Va a fare il bidello a scuola, con tutto il rispetto. Ma non ce l'hanno nella forma mentesi, loro continuano a vivere quel sogno anche quando non sono più nessuno e continuano a spendere. Qualcuno, come Cassano, che non è che ho una grande simpatia, ha appunto accennato di questo. Dice: io sono stato parsimonioso e ho il mio e adesso vivo sereno e tranquillo, no? Perché gli hanno fatto una domanda sui calciatori che rimangono senza soldi, senza niente. Ce ne sono, Quindi, alla fine, comunque, per chiudere il discorso, prendiamoci le nostre colpe riguardo questo calcio che oggi vediamo in televisione. Orribile. Perché quelli sono i nostri ragazzi, i nostri figli, i nostri nipoti. Il lavoro che abbiamo fatto è questo. Quindi tu stai dando anche un messaggio fortemente pedagogico a chi leggerà questo libro, soprattutto ai ragazzi di oggi, che sia motivo di riflessione e di autocoscienza, ecco, perché oggi sono molto pompati, soprattutto dei genitori che hanno dei geni incompresi. Esatto, i genitori. Ecco, perché il danno secondo me, lo vediamo a scuola, scusate, io lo vedo a scuola, il danno di questi ragazzi di oggi sono i genitori che li pompano, hanno dei geni, delle aspettative, però tu devi capire che tuo figlio è quello e quello può dare. Quindi l'umiltà, secondo me dovremmo tornare all'umiltà. E speriamo di poter sognare ancora. Io ci spero ancora di poter sognare ancora con il calcio, ma non lo so. Signori, scusate, io vi devo lasciare. Mandiamo l'ultimo messaggio per questo libro. Sì. Dico, questo libro parlo a tutti i nostri amici, non solo qui, no? Visto che c'è una ripresa TV. Ce l'ho fatto per voi, io non sono Camilleri, non vivo di questo lavoro. Questo è un regalo che mi sono fatto e che ho fatto a tutti gli amici, no? Affinché un giorno la nostra memoria, quando farà 120, 130 anni, non ci saremo più,
che qualcuno lo prenda in mano e si ricordi di Pippo Gitto, di Dino Bandiera, di me forse, e di tutti coloro che sono presenti, tutti coloro che sono presenti e anche quelli che nel loro piccolo hanno fatto qualcosa per questo sport. Tutto qua, quindi anche se non ci siete nel libro, compratelo. Ci sono Cainci, ci sono tutti. E leggetelo e vediamo se poi alla fine, diciamo così, magari tiriamo le somme. Ecco, io accetto qualsiasi recensione da parte di tutti, perché anche questo fa crescere, no? Quindi ognuno di noi leggendo dentro lascia una traccia, no? Può piacere, non può piacere quello che ho scritto, e comunque spero che le critiche sono ben accette. Sono ben accette, sì, se costruttive sì. Allora preparati per il secondo. Per il terzo. Allora, io desideravo, io non sono una fan calcistica e non mi aspettavo che questo pomeriggio avesse un po' questo, vabbè, non ti preoccupare perché mi riconoscono, avesse questo spessore. Io devo ringraziarla, la ringrazio a nome anche di tutti i follower di Niceto TV, perché lei ci ha dato oggi pomeriggio, attraverso questo libro, attraverso le testimonianze di tutti voi, ci avete fornito una grande riflessione, una bellissima metafora del calcio fatto con il cuore, ma una metafora sulla vita, no? Una bellissima metafora con la vita. Perché? Perché per ogni cosa ci vuole la disciplina, ci vuole niente di facile guadagno, e questo è importante. Ha ragione la professoressa Catanese, che dice è un messaggio altamente pedagogico, quindi invitiamo veramente i nostri ragazzi, e sono tantissimi follower, noi metteremo, se lei ce lo fornisce, anche il link in sovraimpressione, in modo da facilitare, lo metteremo anche nel post, in modo da facilitare tutti i nostri follower all'acquisto, perché è importante capire che non c'è niente che si possa guadagnare facilmente che poi abbia una continuazione. Quello che è facile, di facile guadagno, poi finisce presto. Quindi grazie mille per l'omaggio che ha fatto per tutti i suoi amici calciatori, per avermi fatti appassionare, anche se io non sono una fan calcistica, ma grazie. La domenica si deve presentare. Lui si presenta assolutamente, ma io lo incito anche a casa perché continui questa passione, perché la passione è quello che ci fa sentire vivi. Ma purtroppo non tutti hanno la passione per ciò che fanno, ma piuttosto la passione per il denaro e per il facile guadagno. Ecco, per il facile guadagno. Quindi grazie a tutti voi per questa grande riflessione. Ciao amici di Niceto TV. Allora, grazie. Vai davanti a me. Grazie, mi ha strozzato un omicidio filmato. La fotografia la va fatto. Ma Carmelita, vieni pure tu, scusami, vieni. Allora mi piazzo al centro. State bellissimi nomi. Ok, allora non dovevo. permettete che consegno sì, questa però targa dobbiamo metterci un po' più distante perché alla se no dottoressa. non. Ecco, facciamo la foto di gruppo. Grazie. Questo raffigura un po' bello, una parte del libro, bellissimo. con una tenda, spero che non abbia scritto niente di che, perché questo grafico Chiedo scusa, Grazie mille. Io ho approfittato. Bellissimo pensiero, grazie. No, dico, quando scatti, fai Siamo. Che facciamo? Blocchiamo? Ok.